Anche Agrigento ieri ha voluto ricordare la giornata mondiale della fisioterapia con un interessante convegno medico organizzato dalla Federazione Nazionale Ordine Fisioterapisti, che si è svolto presso il Circolo Culturale Empedocle, che ha visto la partecipazione di ospiti qualificati, tra questo l'assessore all'energia onorevole Roberto Di Mauro, in rappresentanza della regione siciliana, il dottore Salvatore Iacolino, direttore generale dell'assessorato alla salute. L'evento è stato presieduto e moderato dal dottor Domenico Contino, presidente dell'ordine dei fisioterapisti di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Allora, oggi è per noi una giornata storica perché ricorre esattamente l'8 settembre, un anno esatto dalla istituzione del nostro ordine professionale. L'8 settembre del 2022 il Ministro della Salute ha firmato il decreto ministeriale numero 183 di istituzione dell'ordine e oggi che ricorre anche in tutto il mondo la giornata mondiale della fisioterapia, per far capire a tutti i cittadini l'importanza di questa disciplina e soprattutto l'importanza del ruolo del fisioterapista nel sistema sanitario nazionale. Oggi con soprattutto l'implementazione delle cure territoriali, quindi dell'assistenza territoriale, spinti anche dalle nuove linee guida del PNRR, il fisioterapista assume un ruolo cruciale nell'assistenza dei pazienti con qualsiasi tipo di disabilità e con qualsiasi tipo di disfunzione del sistema muscoloscheletrico. Oggi in Italia rappresentiamo un ordine professionale che conta oltre 70.000 iscritti, quindi siamo ormai, diciamo, numericamente il quinto ordine professionale più rappresentato nell'area sanitaria. Anche nella nostra provincia, in cui abbiamo un ordine interprovinciale in realtà che comprende le province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, abbiamo un grosso numero di iscritti che si occupano di vari rami della riabilitazione, della cura delle patologie del sistema muscoloscheletrico e che operano in diversi luoghi di vita, è lo slogan della nostra federazione nazionale, perché il fisioterapista opera nelle case di comunità, nelle RSA, negli ospedali, al domicilio del paziente, nelle strutture ambulatoriali, nei centri di riabilitazione, nelle strutture sportive. Sono veramente tanti i luoghi di vita in cui opera il fisioterapista con l'unico obiettivo di migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti, perché oggi dobbiamo tenere in considerazione che il livello della qualità della vita si è elevato tantissimo e che purtroppo anche l'età media della nostra popolazione si è elevata anch'essa tantissimo. Quindi adesso diventa importante il ruolo del fisioterapista anche nel campo della prevenzione e nell'invecchiamento attivo cosiddetto, perché si riuscirà solo in questo modo ad abbattere i costi del sistema sanitario nazionale, lavorando molto sulla prevenzione e diminuendo con questa attività le ospedalizzazioni e i costi a carico del sistema sanitario nazionale. Assessore Di Mauro, in rappresentanza del governo regionale, lei ha portato i saluti della regione in questo importante convegno di fisioterapia, una pratica che oggi, diciamo, si aggiorna sempre di più ed è molto importante per chi soffre di determinati disturbi. Certo, intanto fa piacere che non si tratta di singoli soggetti, ma c'è un'organizzazione e quindi la voglia di fare squadra, di stare assieme, di porre i problemi al governo regionale, così come è stato fatto stasera, e in questa occasione abbiamo avuto modo di vedere che trattasi di una professione giovane, di una professione importante che è inserita in tanti contesti e che ha una notevole opportunità di lavoro a seguito di tutte le strutture che si dovranno
si dovranno realizzare in provincia di Agrigento con le risorse del PNRR. Quindi la fisioterapia, a nostro parere, insieme ovviamente ai fisiatri, è un punto fondamentale, considerato anche l'età in Sicilia, che la media aumenta e che la popolazione invecchia, e quindi una qualità della vita è opportuno garantirla attraverso un servizio utile e necessario. Dottor Iacolino, un importante convegno su un argomento sicuramente di grande rilevanza, che è quello della fisioterapia. Sicuramente c'è stato un riconoscimento quale ordine già un anno fa, oggi è una giornata nella quale vi è stato un confronto sicuramente costruttivo, con delle richieste specifiche, con una richiesta di valorizzazione ulteriore di una figura che è fondamentale sia nel processo di riabilitazione in senso stretto, ma anche nelle attività di assistenza domiciliare, una figura che opera in team in una realtà che è multiprofessionale, sulla quale evidentemente non può che esserci una grande esigenza di valorizzazione piena e soprattutto di concreto sostegno. Abbiamo parlato anche di una serie di esigenze legate all'attività libero professionale, a un tema di tariffe, di revisione delle tariffe che saranno viste e valutate in un eventuale tavolo tecnico per poter trovare soluzioni appropriate nell'interesse sia dei fisioterapisti stessi, ma soprattutto nei confronti dei cittadini. Dove va la sanità siciliana? Lei è molto vicino al lavoro del presidente Schifani, anche per la carica che lei copre. Stiamo lavorando intensamente su una serie di versanti importanti. Uno di questi è certamente quello legato al battimento delle liste attesa, un lavoro intenso, concreto, proficuo, con un piano serio con 48 milioni e mezzo di euro che sostanzialmente è partito, che si avvale sia del tema della revisione delle agende, della bonifica, della pulizia delle agende, ma soprattutto sul versante dell'erogazione concreta delle prestazioni non soddisfatte al tempo del Covid. Bisogna però allo stesso tempo guardare avanti per evitare di lasciare indietro tutti coloro i quali hanno l'esigenza di una risposta assistenziale immediata. Ci stiamo occupando attraverso un tavolo tecnico che coordina della revisione della rete ospedaliera, di lunga assistenza, di piccoli ospedali, di pronto soccorso. C'è un approccio complessivo, la volontà del Presidente Schifani è quella di dare risposte serie e concrete. Su questo stiamo lavorando con grande intensità.